Per quanto riguarda questi reati in provincia di Treviso notiamo sicuramente un trend in aumento. Come Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso abbiamo raccolto la collaborazione di svariati enti e istituzioni. Proprio in questi giorni si è aggiunto l'Ordine dei Farmacisti. Collaborazione anche da parte delle farmacie della Marca per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Sarà fisso in ogni farmacia aderente il volantino contenente tutti i consigli utili per contrastare questo tipo di reati. Gli anziani troveranno presso le anziani e i loro caregiver, cioè le persone che ovviamente si occupano di loro, stiamo parlando spesso di persone appunto fragili con difficoltà fisiche, troveranno presso le farmacie delle locandine e anche dei volantini, dei pieghevoli facilmente consultabili, dove saranno indicati dei consigli molto semplici per riuscire a difendersi in prima battuta da queste truffe. Soprattutto per la cittadinanza anziana che molto spesso durante l'estate rimane nel proprio domicilio, non va in vacanza, non va in viaggio e quindi molto spesso anche perde quelli che sono i punti di riferimento, i familiari, i caregiver, e quindi noi diventiamo sicuramente ancor più un punto di riferimento per loro. Diffidare dalle apparenze, non divulgare informazioni sensibili al telefono, limitare la confidenza su internet e cercare di non farsi distrarre, chiamare il 112 in caso di qualsiasi necessità, i principali consigli che i militari dell'Arma stanno diffondendo per cercare di sensibilizzare la cittadinanza a questo genere di reato a danno degli anziani. Per cercare refrigerio si muovono anche all'esterno dell'abitazione, magari nel giardino, nelle adiacenze dell'abitazione, ed è proprio qui che molto spesso vengono avvicinati da queste persone senza scrupoli. Abbiamo le nostre strategie, le nostre attività di contrasto che anche nel recente passato hanno consentito di identificare diversi soggetti. Sostanzialmente si tratta sempre appunto di due soggetti, uno è quello che attira e avvicina l'anziano, l'altro è quello che magari approfittando appunto dell'opera del complice riesce a muoversi in casa, in abitazione, per cercare di sottrarre monili preziosi e quant'altro. È giusto che noi come farmacisti ci si faccia ancora di più mezzo per comunicare questo tipo di prevenzione, che non è sulla salute, ma diciamo che è una salute mentale o comunque di benessere sociale.